Ancora un caso di violenza contro una donna. Ha chiesto aiuto ai passanti una 46enne che era stata vittima della violenza del marito, un cittadino cubano di 40 anni. È successo martedì sera ad Abano Terme, nel Padovano, dove sono intervenuti i carabinieri per soccorrere una donna che era stata colpita in testa e alle braccia con un coltello da cucina con una lama di 25 centimetri. La lite tra la coppia era scoppiata in casa per futili motivi. La vittima è riuscita a scappare in strada, dove è stata soccorsa dal personale del 118 e portata poi in pronto soccorso, dove è stata giudicata guaribile in 20 giorni, mentre gli uomini dell'arma entravano nell'appartamento e riuscivano a fermare l'aggressore. L'uomo è stato trattenuto in camera di sicurezza al comando compagnia carabinieri di Abano Terme in attesa del processo per direttissima, mentre il coltello usato per commettere il reato è stato sequestrato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria competente.